Buonasera a tutti, grandissimi appassionati di calcio, benvenuti a Geraci Siculo, stadio Santissima Trinità. Oggi in campo la Super Giovane Castelbuono contro la Pro Favara. Un saluto da parte di Giuseppe La Russa. Partita importantissima per tutte le due squadre. Il Favara che viene da 4 vittorie consecutive conquistate contro Athletic Club Palermo, Castellammare, Fulgatore e Folgore Castelvetrano. Invece la Super Giovane Castelbuono viene da una sconfitta, anzi da 2 sconfitte consecutive, considerando anche la partita in Coppa contro Athletic Club Palermo e Sciacca. Nella formazione di oggi vediamo per la Super Giovane Castelbuono l'esordio tra i pali per Joaquim Fernandez, portiere arrivato dalla promozione sarda. In difesa troviamo Garofalo, Pendisi, Arenoso, ai lati Suarez e Grandis, centrocampo formato da Pappalardo, Russo e Antus, attacco formato da Belecco e Diallo. Risponde il Pro Favara con Cesai in porta, difesa formata da Di Bella, Marino, Bontempo e Vizzini, centrocampo con Bossa e Garufo, poi Lucarelli, Ficarotta, La Piana e poi Cannavo. Affrontare questa squadra, questa importante piazza, quella della Pro Favara, allenata da Gaetano Catalano. Una sfida importantissima perché tutte le due squadre vogliono, diciamo, dare un contributo. La Pro Favara con un'accezione, diciamo, diversa rispetto a quella della Super Giovane Castelbuono. Favara più ambizioso, vuole conquistare a tutti i costi la promozione in Serie D, nell'ultima categoria del calcio dilettantistico. Ma poi c'è pure la Super Giovane Castelbuono che ha iniziato molto bene il suo percorso in questa categoria da matricola, soltanto perdendo 3 partite contro Marineo, Athletic Club Palermo e Sciacca. Contro il Marineo è stata forse la partita peggiore della squadra di mister Bognanni, dove non c'è stato, diciamo, quella stessa pressione, diciamo, che si vedeva nelle altre partite. Ma contro Athletic Club Palermo e Sciacca la Super Giovane Castelbuono se l'è giocata. Pollo Sciacca è stata penalizzata dall'espulsione di Fagone, che poi ha cambiato la gara, con mister Bognanni costretto anche a sostituire Belecco, far entrare man mano Fagone, che oggi è in tribuna. Nel momento le nostre telecamere non lo inquadrano in questo preciso momento, però quello che è importante oggi è che la Super Giovane Castelbuono schiera un under in porta, che è Joaquim Fernandez, e c'è un altro under in panchina, che è Mario Mammano, prodotto del settore giovanile della Super Giovane Castelbuono. Tanto entrano in campo le squadre accompagnate dal direttore di gara, che oggi è il signor Picciucco della sezione di Campobasso. Gli assistenti sono Pirozzo di Palermo e Castelletti di Caltanissetta. Importante, diciamo, questa gara avere anche l'arbitro nazionale che in eccellenza, diciamo, arriva quando le partite sono particolarmente sentite. Questa, diciamo, che è una gara che per il momento vede queste due squadre in lotta per la zona Giovane Castelbuono sesta in classifica ad un punto dalla zona playoff, però, diciamo, le ambizioni della Super Giovane Castelbuono sono alte. Non è sicuramente quella di salire in Serie D o di fare i playoff. L'unica ambizione è quella di salvarsi.
Diallo e Belecco, coppia d'attacco. Ricordiamo la squalifica per Torres che ritornerà tra 2 settimane contro il Mazzara 46. Tutto è pronto per... Tanto sì, c'è un minuto di silenzio per l'alluvione che ha colpito la Toscana in questi giorni. Minuto di silenzio che comincia adesso. Ricordiamo che anche in Serie A la Fiorentina ha richiesto la possibilità di rinviare la gara tra Fiorentina e Juventus proprio per commemorare i defunti che ci sono stati in questi giorni in questa tragica alluvione. Tutto è pronto, sarà la Pro Favara a battere il calcio d'inizio. Cannavò. No, non lo toccava. Quando i tifosi stanno prendendo posto e tra breve, quando comincia la gara, aspetta ancora qualche secondo per mettere il fischietto in bocca e dare il via, il calcio d'inizio a Castelbuono e Favara. È iniziata Super Giovane Castelbuono contro Pro Favara, il primo giro palla per i ragazzi di mister Gaetano Catalano. Garufo, Bossa, Garufo, Vizzini alle profondità, Belecco chiude la linea di passaggio, rimessa laterale per la Pro Favara, andrà a battere Vizzini, si va a vedere Garufo, Vizzini va dietro a cercare Bontempo, poi il pallone per Marino, imposta il Pro Favara, il pallone è uscito, rimessa laterale, è andato Ficarotta a tenere il pallone in campo, non c'è riuscito. Molto chiaro lo schieramento da parte della Pro Favara, cabina di regia affidata a Bossa e Garufo, poi sulla tre quarti Ficarotta, La Piana e Lucarelli, e lì davanti c'è Cannavò pronto a sorprendere, diciamo, la difesa avversaria. Diciamo, la Super Giovane in questo inizio di campionato è riuscita anche a contenere gli attaccanti più quotati, diciamo, i centravanti. Diallo, riesce a tenere il pallone in campo Diallo, c'è rimessa laterale per la Pro Favara, Marino, Bontempo, Garufo, Favara che non accenna per il momento ad andare in profondità, chiude da parte di Belecco, chiude molto bene le linee avversarie del giovane Castelbuono, molto bassi oggi ragazzi di mister Bognanni. Marino prova a portare palla, Marino, allora per Ficarotta che va a cercare Vizzini dall'altro lato, il 2004, va ad andare verso Garufo,
Marino. Difficoltà a trovare spazi per riprovare. Bossa, da Marino. Buon tempo. Vizzini. C'è Belecco e pressione. Vizzini prova la giocata personale. Palla per Lucarelli, ma c'era fuori gioco. Anzi, per La Piana c'è fuori gioco. C'è calcio di punizione. Andrà a battere Garofalo, che lascia però l'incarico a Fernandez. Primo pallone che verrà gestito da Joaquín Fernandez, il suo primo pallone della gara. Lancio Fernandez, pallone verso giallo, poi possa cercare Ficarotta, 1-1 di Ficarotta su Grandis, tunnel, poi il pallone in profondità, poi c'è La Piana, Suarez contiene molto bene La Piana, c'è la rimessa da fondo per Joaquín Fernandez. Favara che non trovando giustamente spazi deve andare costretto ad andare ai lanci. Allora, prevedibili per la squadra di Mister Bognani, ma siamo soltanto al quarto minuto, tutto può accadere. Arenoso, palla per da cercare Diallo, chiusura da parte di Marino. Le direzioni esperti, lui e Bontempo conoscono molto bene la categoria. Bontempo lo scorso giocava al Paternò in Serie D. Diciamo che attaccanti di una certa levatura ne ha incontrati. Belecco potrebbe andare via, l'ultimo tocco è di Bella, c'è la rimessa laterale della super giovane Castelbuono che rimane ancorata nell'area di rigore avversaria. Ovviamente adesso quando tu ti sbilanci lasci qualche spazio, quello che non deve fare la squadra. Attenzione, Pappalardo gira di testa, insidioso questo colpo di testa da parte di Pappalardo che finisce sul fondo. Opportunità per la super giovane Castelbuono, andrà in lancio Sesai che qui a Geraci ci ha giocato nell'anno dell'eccellenza, questo giocava al Marinè, non ha avuto il piacere di essere il primo portiere a calpestare il nuovo Santissima Trinità, e Geraci in quegli anni ha giocato a Fasano e a Castellana Sigla. Messa laterale a battere Suarez, poi lascia l'incarico a Garofalo anche per far ricompattare i ragazzi. Garofalo va a lungo a cercare Diallo, Belecco, pressione Diallo sul buon tempo, si libera facilmente dalla marcatura. Garufo, lo scorso all'Acragas, Desiderio Garufo, palla per Vizzini, il velo da parte di Cannavo, deve trovare la strada libera La Piana, capisce tutto la difesa sua giovane Castelbuono e limita i danni. Dal rilancio Fernandez, adesso perde anche un po' di tempo, non va in pressione Cannavo, La Piana, scusate, c'è adesso Ficarotta in pressione. Ecco Fernandez, dopo quasi più di 30 secondi o più di 30 secondi va a prendersi il pallone con le mani, pallone per Diallo, va a passare Diallo, vince il contrasto Diallo, questa laterale. Questa laterale va a battere Vizzini, buon tempo Marino, lancio lungo di Marino a cercare La Piana che ne riesce però nell'aggancio.
Tanto l'arbitro richiama all'attenzione Antus e La Piana. Questo per un c'è un fallo di mano da parte di Vizzini, calcio di punizione. Favara l'anno scorso che si è piazzata terza in campionato, vinto la semifinale playoff contro il Misilmeri per 3-2, poi ha perso la finale playoff contro l'Enna, squadra perso 3-0 alla finale playoff, squadra che lo scorso anno ha giocato anche ad alti livelli con un'altra squadra, con un altro ritmo, sempre con lo stesso allenatore. Una squadra che l'anno scorso adesso vuole raggiungere i cugini agrigentini in Serie D. Fernandez e diciamo che le ambizioni sono tante per questa squadra, perché ha anche grandi giocatori di esperienza, quindi il buon tempo, quindi Ficarotta, che ha giocato circa 3 anni fa al Palermo, nell'anno in cui il Palermo è salito dalla Serie D alla Serie C, e l'hanno poi bloccato per il Covid-19, ha praticamente rinviato tutti i campionati, bloccato tutte le manifestazioni sportive. È stato Pelecco, recupera il pallone alla verso Diallo, c'è l'anticipo però da parte di Bossa e adesso può partire la Favara. La Piana, Bossa, verticale, nessun problema però per Pennisi, si stava avventando La Piana, anzi Lucarelli, la palla che si perde sul fondo, e diciamo che per il momento questa gara, nonostante il blasone della squadra è molto equilibrata, questi primi 10 minuti, squadre che provano a conoscersi, il giovane Castelbuono che lascia che sia il Favara a manovrare, anche perché se lasci qualche spazio libero contro una squadra come Favara non lo sanno sfruttare molto bene. Dopo però la chiave tattica, la lettura molto buona, molto nella parte di Angelo Bognani, che conosce molto bene il Favara, l'ha studiato in questa settimana, quindi se questo è quell'approccio che ha chiesto lui, ci sarà un motivo. Dal lancio Fernandez, palla per Belecco, dato alle nostre spalle vediamo diversi tifosi della Pro Favara, e tanto Roma lo riesce a liberare, poi Suarez, complicata la situazione, la Roma lo riesce a liberare, il Russo, alla per Pennisi in pressione, riesce la Pro Favara a liberare, diciamo, un angolo. Non arriva il pallone verso Ficarotta, che era contrastato da Grandis e dalle sue spalle Arenoso, quindi non è arrivato questo pallone preciso da parte di Bossa. Si è rimessa laterale per il giovane Castelbuono per abbattere Arenoso, palla per Diallo, l'ultimo tocco è di Ribella, rimessa laterale nuovamente per il giovane Castelbuono, guadagna centimetri la sua giovane per abbattere Arenoso, la rimessa laterale, rimessa lunga per allora verso Belecco, che prova a tenere il pallone in campo, non ci riesce. Buona la generosità da parte di Belecco, soprattutto
Ottimo suggerimento, buon suggerimento anche di Diallo. Intanto si è fatto male Belecco, subito soccorso dallo staff medico del suo giovane Castelbuono. Pronto intervento. Leone Belecco, che la scorsa settimana ha trovato l'unico gol della sua giovane Castelbuono contro lo Sciacca. Su un calcio di punizione insidioso, Belecco poi si è trovato solo soletto vicino all'area di rigore e ha spizzato il pallone di testa a portata di vantaggio sulla giovane. Poi calcio di rigore un po' dubbio per lo Sciacca, trasformato da Concialdi, e poi il 2-1 che è poi arrivato dopo l'espulsione di Fagone e il calcio d'angolo dello Sciacca, che poi si è stato sul 2-1. Tanto Pizzini al cross, la piana impreciso, aveva l'inserimento da parte di Ficarrotta, sul palla c'era anche Bucarelli. Andrà a battere Fernandez. Pochi spazi per ora per la Pro Favara. Era questa, diciamo, la lettura della gara, la chiave tattica della gara, non dare spazi ad una squadra che riesce a sfruttarli molto bene. Tanto qui Marino cade a terra, Belecco nuovamente, c'è calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. 0-0, è stato il primo quarto d'ora di una gara che rimane nella storia, perché intanto attenzione, ha battuto subito la super giovane Castelbuono, si deve ripetere il calcio di punizione. Che viene adesso ripetuto dai ragazzi di Mister Bognani. Provara da parte sua, soltanto un uomo in barriera, anzi di Carotta, un uomo in barriera, marcato stretto di Garofalo e di Diallo. Andrà a battere Belecco, che metterà questo pallone in mezzo, credo vada un po' fra lì. Belecco, poi la pizza Pappalardo, la parata di Sesai, grande parata da parte di Sesai, il pallone non era per niente leggibile, è stato molto bravo qui l'estremo difensore favarese ad intervenire. Ha parlato che aveva spizzato il pallone per come poteva. Tutto va via la piana. Garufo, la piana a cercare Marino. Cannavò esce anche lui dalla marcatura adesso. Cannavò, poi recupera Cantus. Sono però soltanto in due quelli della super giovane Castelbuono. C'è un fallo da parte di Bossa a centrocampo, calcio di punizione. Fallo, diciamo, incredulo da parte di Bossa. Alla fine i giocatori della super giovane Castelbuono erano soltanto due quelli che stavano salendo. C'era Antus e Diallo, poteva temporeggiare. Spegnere un fallo, diciamo, in quella posizione è anche buono. Se calcio di punizione, Antus andrà a battere. Battere Antus. Questa pennellata Antus
il pallone per Reynoso che voleva riproporre in area verso Diallo, non ci è riuscito Reynoso, palla che si perde sul fondo, Andrea Lancio Sesai, buon tempo, Garufo, palla per Vizzini, Di Bella, verticale per Lucarelli, impressione Grandis, poi chiude Antus, rimessa laterale. Buon tempo, Vizzini, c'è tanto spazio, Garufo, cercare la piana si gira, scarica, Diallo, c'è fallo. Sarebbe stato vantaggio perché il fallo era di Diallo, il pallone in profondità, questa laterale della super giovane Castelbuono, buono il contenimento da parte di Suarez sulla piana che era in area di rigore. Buon tempo, buon tempo, Marino, palla per Di Bella, Garufo, anzi Marino, Garufo, cercare Vizzini, si libera, palla per Mossa, poi grande pallone in profondità verso Lucarelli, la chiusura da parte di Garofalo, grande inserimento da parte di Lucarelli, che Diallo prova a girarsi, c'è un fallo, la soluzione, il lavoro che sta svolgendo Diallo non è così semplice. Intanto Belecco va direttamente in porta, la parata da parte di Sesai. Diciamo che questi colpi la sua giovane Castelbuono ha dimostrato di averli anche a Mazzara contro il Mazzaracaccio, dove c'è stata la grande parata da parte del portiere. Però diciamo che alle volte bisogna anche sorprendere gli estremi difensori. Marino, Ecco Figarotta, prova ad andare Figarotta, c'è fallo, calcio di punizione. 20esimo, 0-0 la sua giovane Castelbuono e Favara. Da battere uno tra Figarotta o Garufo. Fischia l'arbitro, si allontana Figarotta da battere Garufo. Pallone dentro, arriva la deviazione di nessun uomo in maglia nera, nessun uomo in maglia gialla, e quindi c'è rimessa dal fondo per la super giovane Castelbuono. Andrà a battere Fernandez quando siamo giunti al 22esimo, 0-0. Solo un tiro verso lo specchio della porta, quello di Pappalardo con la parata da parte di Sesai. Poi diciamo la partita si svolta principalmente sulle fasce, tanto la Piana, il suo sinistro si spegne alto sul fondo, opportunità per la Piana
da battere Fernandez. Fernandez l'ha messo Diallo, Belecco doveva portarsela via, Belecco poi commette fallo, sempre un altro conclusione da parte di Antus, però gioco fermo, c'è il calcio di punizione per la Pro Favara. Garufo alla per Marino, tanto spazio Marino, adesso arriva in pressione Diallo. La Piana, adesso Cannavò deve aiutare la Piana, Garufo dovrebbe mettere il suo pallone in mezzo, invece a cercare per linee orizzontali Marino, rimane a terra Lucarelli, si gioca e quindi parte Suarez, però è contrastato, mette fallo più sotto la postazione Vizzini, calcio di punizione. Da battere Garofalo, palla dentro, cercare Diallo, colpo di testa, poi Russo mette il pallone per Belecco, poi il Russo carica la conclusione, palla alta, ci ha provato il Russo per come poteva fare, e la distanza sarebbe stato impossibile trovare il gol, sarebbe stato leggibile per il portiere arrivare con la conclusione. Porta palla Marino, le azioni della Pro Favara cominciano da lui, il playmaker raggiunto, intanto era andato in pressione Pappalardo, prova ad inserirsi Cannavò, Garufo, la Piana, Garufo, grande chiusura da parte di Russo, poi palla recuperata, Russo va a cercare Diallo, con il tacco di Allo, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Di Bella, poi c'è un fallo, calcio di punizione, fallo di Antus su Lucarelli, si conoscono due, sono argentini entrambi, calcio di punizione per la Pro Favara. Se ne sono andati i primi 25 minuti nel corso del primo tempo, il parziale rimane ancorato sullo 0-0 sul giovane Pro Favara. Non era una partita scontatissima. Per battere Garufo, sempre Ficarotta con il mancino, Garufo col destro, probabilmente tra Garufo, vediamo quale sarà lo schieramento. Garufo è uno schema, di Bella, palla in mezzo, Fernandez con i pugni va ad allontanare, rimessa laterale Pro Favara. Bossa riparte da dietro la Pro Favara, Di Bella, Ficarotta, Garufo si fa vedere Ficarotta adesso, questa capigliatura Garufo, Ficarotta, buon tempo, alla in profondità, la Piana mette il pallone in mezzo, allontanato, poi prova a liberare Belecco, soltanto Diallo in profondità, buon tempo, difficile trovare spazi sia per la Pro Favara sia per la sua giovane Castelbuono. La Pro Favara, nonostante si sbilanci, trova sempre il modo di chiudere le azioni avversarie. Cannavò
Mi ha dato un'impressione, ha nascosto dietro Pennisi, non so se c'era anche una posizione irregolare, ma comunque pone un movimento davanti a un attaccante di razza come lui che in questa stagione fino ad adesso stiamo buttando sul calcio superiore. Sicuramente con la Belecco rimane a terra. Tot 17, sempre 0-0 il parziale. Questo sarà la Pro Favara a riprendere le relazioni. Marino, Bossa, buon tempo. Marino, Di Bella alla di Arenoso per cercare Diallo, ma non era in profondità Diallo, quindi il pallone viene recuperato facilmente da Sesai. Pizzini, buon tempo. Sì, palla del russo, Suarez, buon tempo di testa, cercare Marino, facile amministrazione lui. Pappalardo, là dentro, prova ad approfittarne Caruso, scambia con Ficarrotta, adesso sull'altro versante, palla in mezzo, non arriva nessun giocatore con la maglia gialla a colpire. Si è rimessa laterale sulla giovane Castelbuono per abbattere Arenoso. Mezz'ora, primo tempo 0-0 a Castelbuono e Favara. Il dato più importante è che finora l'unico tiro in porta è della tua giovane Castelbuono, nonostante il Favara abbia creato, ecco, un Favara reclama una rimessa laterale per il avviso Picciucco. Bossa, cercare buon tempo sulla fascia Pizzini. Buon tempo. Marino, colpo di testa, poi andare verso Lucarelli, mette il cross sul fondo. Andrea Lancio Fernandez, guardiamo, prima gara ufficiale per lui con la maglia della super giovane Castelbuono. Aveva già giocato negli amichevoli trofeo Marco Salmeri, Mario Salmeri di Milano, Marco Salmeri, e poi nel torneo Adonietta Tobele, ecco, ci prova nuovamente, questa volta non prende la porta. Da ammirare però la fantasia da parte di Belecco, il coraggio di cercare questi colpi. Buon tempo. Marino, Ficarotta, si va a sovrapporre Di Bella, buon tempo, cercare Garufo, anche lo stesso movimento l'ha fatto Vezzini, c'è fuori gioco però di rientro di Cannavò, calcio di punizione per la super giovane Castelbuono, rabattere Fernandez. Va a battere Fernandez, 32 minuti, 0-0. Allora, verso Belecco, colpo di testa a cercare Diallo, prova a girarsi Diallo, conclusione ribattuta, poi dall'altro versante c'è Pappalardo, prova a riproporre, ottiene la rimessa laterale,
grande gesto tecnico da parte di Diallo, la caparbietà nell'andare via 2 uomini e poi calciare, è stato ben ammonito Grandis. Questo è il fallo precedente. Giallo per Grandis. Fatto la rimessa laterale per Belecco. Aspetta, adesso pallone in mezzo, pallone uscito, messo dal fondo. Come ricordato, ammonito Grandis, la sua giovane Castelbuono. Seconda ammonizione per lui nel campionato, una l'aveva ricevuta contro il Marinese, non era? Allora, titolare inamovibile lui e Arenoso, gli uomini la sua giovane Castelbuono che non hanno mai visto la panchina, anche Pennisi. No, Pennisi soltanto una volta in Coppa era partito in panchina, poi subentrato al posto di Mazzola che era stato molto Arenoso e Grandis, due giocatori che non hanno mai calcato la panchina. Diallo, palla per Antus per Pappalardo per Antus, sì, ci sono degli spazi, Antus serve Diallo il sinistro, Sesai, deviato il sinistro di Diallo che era incerto se andare in porta, poi invece ha preferito Lancino, c'è il fallo da parte di Garofalo, a terra di Zini. Lo scontro con Garofalo, calcio di punizione per la Pro Favara, 35 minuti, 0-0 il parziale. Buon tempo, Garufo, Marino, Di Bella, Lucarelli, il recupero da parte di Arenoso, lo va a contrastare Lucarelli, regolare, poi Arenoso si rialza, fa Falardo. Adesso il pallone per Buon Tempo, Bossa, Ficarotta, il pallone passa, Bossa deve andare al cross di Bella, invece per la soluzione sopposta, il pallone esce, quindi Buon Tempo, ricomincia il Pro Favara, Marino, azione personale, scarico verso Ficarotta che può andare all'1 contro 1 con Grandis, Ficarotta, doppio passo, triplo passo da parte di Ficarotta e ottiene poi la rimessa laterale. Ottimo il lavoro qui da parte di Antus e di Grandis che non hanno lasciato nulla spazi. C'è calcio di punizione per il giovane Castelbuono, batterà Arenoso. Adesso lascia anche spazio a Fernandez, è rimessa laterale, l'arbitro fa il gesto, quindi ci sarà rimessa laterale per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere Arenoso. Era un'errata rimessa laterale quella battuta del Pro Favara. Lucarelli, Antus, il petto, Pennisi alza un campanile, Suarez, il Russo con il collo a cercare Diallo, il cambio tra Belecco e Diallo, 1-2,
buon tempo, tutte le linee di passaggio per Juventus, palla per Belecco, Russo, e Belecco va a cercare Pappalardo, in proiezione offensiva Pappalardo, può mettere il pallone in mezzo, dove non arriva Suarez, era buona però da parte di Pappalardo, cercare la soluzione del cross per disorientare i difensori della Profavar, non c'è riuscito. C'è buon tempo che adesso porta palla a metà di centrocampo, posizione che Castelbuono è ancorata tutta nella sua area di rigore, la sua parte di campo, dove è campo, scusate. Marino verticale, poi l'aveva lasciata passare Cannavò, su palla c'era Lucarelli che poteva approfittarne, poi fallo di Lucarelli su Pappalardo, c'è di punizione. Ma quello che è importante in questa gara è che il giovane Castelbuono riesce a contenere andando al raddoppio, trovando molte volte la strada giusta. Tanto arriva un'ammonizione, anzi un richiamo per sì, è un ammonito un giocatore della Profavara. Con più calma andiamo anche a richieste. Si era alzato, ha protestato, ha voluto mettere subito le cose in chiaro, ammonendolo. C'è calcio di punizione per la sua giovane Castelbuono per battere Fernandez. Lungo il pallone di Fernandez verso Diallo che rimane a terra, poi si sa bloccato senza problemi. Alla verso l'esterno dove c'è Pizzini, pressione Belecco, ritorna a buon tempo, poi Marino, Mossa, Suarez, anticipo, Suarez sulla piana, messa laterale. Là dentro a cercare Cannavò, prova a girarsi adesso sull'altro versante, il pallone in mezzo, colpo di testa, fallo di Lucarelli su Pennisi, calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Da battere Fernandez, quarantunesimo, 0-0, rimane il parziale ancorato Suarez in pressione, Caruso buon tempo, doveva andare via, c'è il fallo di Belecco, la soluzione, arriva un giallo e Suarez. Giallo per Suarez che ha allontanato il pallone per far ricompattare i suoi. E la sua giovane Castelbuono si ritrova con i quinti di centrocampo, tutti e due ammoniti. Vedremo se ci sarà qualche cambiamento tattico. Figarotta era andato a colloquio con Bognano, sono i due, intanto il pallone allontanato in testa a Palardo, prova a salire, palla dentro verso Diallo, in vantaggio per un buon tempo, riesce a contenere il pallone. 42esimo, buon tempo. Bossa, Caruso, cercare Cannavò, giocata a sponda Cannavò, cercare di far salire, diciamo, i suoi, non dare punti di riferimento. Conclusione, poi Bossa,
Attenzione, prova a girarsi la piana di Allo, allontanare il fallo laterale. Forse voleva dare il suggerimento per Suarez. Garufo a mettere il pallone verso Cannavola, sfonda verso la piana, ha capito tutto Garofalo. Poi buon tempo, nuovamente adesso Bossa esterno rispetto a Bontem da Garufo, poi nuovamente Bossa, adesso anche andare in profondità a cercare Cannavo che prova a giocare di sponda. Suarez chiude le linee di passaggio, c'è rimessa laterale. Pezzini, buon tempo, cercare Marino, Figarotta, buon tempo, per la piana che mette questo pallone in mezzo a Reynoso, come meglio può ad allontanare, poi Russo palla per Diallo che prova a partire, Diallo cerca un fallo, non lo ottiene, Arenoso che va a calciare in profondità ma non c'è nessuno a raccogliere il suo passaggio. 44esimo, siamo all'ultimo minuto del primo tempo. Bossa a cercare in profondità Ficarotta, c'è un fallo, calcio di punizione. E attenzione perché ora deve essere insidioso questo calcio piazzato. Da battere Figarotta e Garufo, questa volta va a battere Figarotta. Metterà molto probabilmente questo pallone in mezzo, credo vada in porta. Alla dentro, allontanato dalla Rofalo. Suarez, calcio di punizione. Calcio di punizione per la Pro Favara, di mano da parte di Suarez. E adesso Figarotta andrà a battere questo calcio di punizione e da lì potrebbe anche andare in porta. Poi la barriera, Fernandez, Appalard, Suarez e Russo in barriera. Figarotta andrà a battere. Buona mattonella per lui. Fischia l'arbitro. Parte Figarotta e il pallone è dentro. Pro Favara avanti. La magica punizione da parte di Figarotta. 1-0. Grande gol da parte di Figarotta, una magia su punizione. Porta in vantaggio la Pro Favara. Uda Figarotta 1-0, Pro Favara in vantaggio. E il gol da parte della Pro Favara che l'ha sbloccata. Garufo mette questo pallone in
fallo laterale, rimessa super giovane. Primo tiro verso lo specchio della porta da parte della Pro Favara e il gol da parte di Luca Figarò. Fallo di Diallo su buon tempo, calcio di punizione. Quando la partita è bloccata e ghiacciata, serve la genialità da parte del singolo. Figarotta l'ha dimostrato. Finisce il primo tempo 1-0 Pro Favara, la rete che decide per il momento è quella di Luca Figarotta. Breve pausa, poi ritorniamo sui canali sportivi. San Vito Lo Capo e Parma all'andata degli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana. È iniziata adesso Parmonval contro San Vito Lo Capo. Lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcio a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito. Occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Buon inserimento da parte delle classe 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito, l'intervento da parte dell'otto del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu. Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito, inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida. Sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza. Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male. Rosone, va l'1 contro 1. Rosone a cercare il piazzato, se l'è divorato il San Vito qui. Il tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti. Erroraccio da parte di Marino. E allora il tiro di Bonaventura. La palla è uscita. Tanto correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca lo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vito Lo Capo. Il classe 2003, intanto va al cross in mezzo, occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcia e poi da 2 passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore, fa fuori un avversario e riapre la pratica, cioè da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui, ma per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone che aveva fatto il 3-0 ma è stata alzata la bandierina per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca
ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta, ma sembra andare Buladesh che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1 per il San Vito Lo Capo. Sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione. Ecco l'intercetto a parte di Di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi. Mister Comito, allenatore del San Vito Lo Capo, mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi? E comunque hanno battuto 3-1 la Parmonval in questo primo atto degli ottavi di Coppa. Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Mister, ne abbiamo parlato anche con Buladesh, il capitano. Secondo lei c'è un problema in termini di concretezza di questa squadra? Perché soprattutto nel primo tempo si poteva anche vincere 4-0, ci sono state tantissime occasioni, poi addirittura la Parma l'ha accorciato con Rama. Cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi per mantenere alta la concentrazione e dominare direttamente la ripresa, perché diciamo che non avete concesso nulla? No, guarda, non direi che c'è un problema di concretezza, perché dico, il primo tempo è finito 2-1, abbiamo concesso una palla gol, ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché alla fine 3-1, dai, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sulle 100 minuti, c'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. Negli spogliatoi ho detto di continuare così, perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che l'avete visto, dico, abbiamo avuto diverse palle gol anche per la bravura di Tarantino. Dico, non abbiamo, diciamo, vinto con un risultato un po' più ampio. Però noi vorremmo soffermarci un attimo sulla catena di sinistra, appunto quella composta da Buladesh e Rosone, perché dimostra di avere una grandissima intesa, ovviamente senza nulla togliere a quella di destra, ma soprattutto Rosone come lo vede? Crede che sia un giocatore fuori categoria? Ma guarda, non mi piace parlare di 2 o 3 elementi della mia squadra, loro lo sanno, per me sono tutti uguali, lavoriamo in settimana per diventare una squadra importante. Sarebbe offensivo nei riguardi degli altri dire Rosone, Buladesh, tutti hanno, anche chi entra dà il proprio apporto, il proprio contributo, quindi sono contento perché credimi, è una squadra dove, a parte che è giovanissima, lo vedi, il più grande è proprio appunto Rosone che ha 29 anni, poi hanno tutti 22-21 anni. È una squadra che mi dà la possibilità di poter scegliere, di poter fare delle scelte, sono bravi, in settimana mi mettono in difficoltà. Poi sì, la catena di sinistra oggi ha funzionato secondo me meglio della catena di destra, ma ti devo dire che la catena di destra di oggi era la prima volta che giocava, perché noi abbiamo giocato con l'Under in un'altra posizione del campo, ma è giusto così, dico, è giusto dare spazio a tutti, è giusto dare la possibilità di esprimere, anche perché ti ripeto, noi siamo un gruppo affiatato, chi entra, chi esce. Per me, che sono il loro mister, credimi che è la stessa cosa. Qual è l'obiettivo del San Vito? Ma l'obiettivo del San Vito intanto è divertire, credo che al momento ci stiamo riuscendo, perché come hai visto secondo me facciamo un buon calcio. Non parlerei solo, tu poco fa hai detto fase offensiva, io parlerei di gioco corale, di manovra, di
poi ti ripeto, sono sempre gli uomini in campo che fanno la differenza. L'obiettivo, guarda, se riusciamo a fare i playoff, che ben venga. La società non si è posto un obiettivo, in Coppa se andremo avanti bene, certo, poi se a dicembre dovessimo essere attaccati alle prime o essere ancora in Coppa, la società sa eventualmente quello che voglio. È una società dove non fa mancare nulla e sicuramente si faranno trovare pronti per eventuali Sta per iniziare il secondo tempo sul giovane Castelbuono e Pro Favara. Una magia da parte di Luca Ficarotta nel primo tempo ha permesso ai ragazzi di Mister Catalano di andare a riposo sul risultato di 1-0. Però diciamo, la partita ha visto pochi tiri verso lo specchio della porta, soltanto uno per la giovane Castelbuono, quello di Paffalato, e poi per la Pro Favara, che ha trovato veramente pochissimi spazi in questa gara, con la conclusione da parte di Ficarotta, l'unico tiro verso lo specchio della qualità di Ficarotta. Quando le gare sono bloccate, serve la forza del singolo, serve la magia, e Luca Ficarotta lo ha dimostrato trovando un grandissimo gol da una posizione inenarrabile con Fernandez, che ha visto quel pallone partire ma non è riuscito a calcolare la pendenza. Si va, il risultato di 1-0 per Favara, che inizierà verso il secondo tempo. La sua giovane Castelbuono che batterà il calcio d'inizio, intanto ancora riscaldamento per gli uomini di Mister Catalano. Riscalda anche la sua giovane Castelbuono. Abbraccio tra Mario Mammano e Fernandez. Era veramente difficile calcolare la traiettoria di quel calcio di Ficarotta, spettacolare. Ficarotta non dovrebbe neanche essere in eccellenza, perché la qualità che ha è veramente di un'altra categoria, del professionismo. Poi sono scelte di vita che si fanno, molti giocatori ad oggi potrebbero essere in altre categorie, però ognuno prende le scelte che vuole e gioca, diciamo, nella categoria che vuole. Sta per iniziare il secondo tempo, il giovane Castelbuono e Pro Favara. A battere il calcio d'inizio Russo. Arbitro che controlla.
l'orologio. Via, si parte, buon divertimento con il secondo tempo. La super giovane Castelbuono è pro Favara. Russo, poi Arenoso, si ad agganciare. Grandis, il pallone in profondità, cercare Pappalardo. Questa volta è la super giovane Castelbuono che si spinge nell'area di rigore avversaria a cercare il disperato pareggio. Grandis, isolato perché sarà ora adesso difficile perforare la difesa agrigentina. Grandis a mettere il pallone dentro, allontanato, c'è rimessa laterale. Prende una ricorsa più lunga Grandis. Il pallone dentro a cercare Diallo. Il pallone passa. Era caduto a terra Belecco per Arenoso. Calcio all'alta. La battere Sesai. Allaccio Sesai, cercare Cannavò e Misi. Cannavò, Antus, cercare Grandis. Arenoso, Antus, Garofalo, cercare Antus, pallone passa, Suarez, poi Antus, parla per Belecco, poi Suarez, rientra, anzi Antus rientra e poi non c'è fallo secondo il direttore di gara, riparte la Pro Favara, il pallone in profondità a cercare Cannavo, il vantaggio Pennisi. La rilancio Fernandez, voleva un fallo Antus, secondo l'arbitro non c'è, attenzione, Lucarelli dall'altro versante, prova ad approfittarne la Pro Favara, Lucarelli, Pappalardo, chiude le linee di passaggio, poi insiste Ficarotta, palla dentro, allontanata da Suarez, e quindi può ripartire Antus. Palla in verticale a cercare Belecco, buona la chiusura da parte di Bontempo, rimessa laterale per la Pro Favara, anzi per la sua giovane Castelbuono, per abbattere Antus. Tanto lo scontro tra Suarez e La Piana. Anche le gare diciamo hanno inquadrato il gesto da parte di La Piana che con un gesto di stizza dare una manata in faccia a Suarez, non di troppo del terzino spagnolo. Possono capitare queste azioni, queste situazioni di gioco. Importante è chiarissimo, a colloquio l'arbitro. Belecco, anche perché Belecco poi è andato anche a dire all'arbitro almeno di sanzionare il gesto. Pensato, se sai, senza problemi. Ma mi se sai. La impressione di Allo, sai la rilancia, cercare Pennisi va in testa, allora dall'altro versante dove c'è Ficarotta, sempre pressione grande, Ficarotta invece poi profondità a cercare Cannavo, era buona l'idea da parte di Ficarotta, Cannavo però in posizione di fuorigioco. Calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Cannavò a colloquio Cannavò e con l'arbitro. Il bomber dello stretto Cannavò. Andrà in lancio Fernandez,
Diallo, fallo da parte di Diallo, la circuizione a favore della Pro Favara. Marino, Vizzini, il tocco di ritorno di Garufo, buona quella giocata con la piana, grande giocata da parte di Garofalo che recupera, poi buon tempo, riesce a liberare sulla pressione di Diallo, Garufo, riparte Suarez, poi casca a terra, c'è calcio di punizione. Passati più di 5 minuti, 1-0 Pro Favara. La magia di Ficarotta per l'1-0 degli agrigentini. Sinistro laterale a battere Vizzini. Abbiamo prossima settimana 2 appuntamenti qui a Ceraci. 2 giorni che secondo riceverà l'Athletic Club Palermo per il ritorno di Coppa Italia Eccellenza, e poi c'è il derby attesissimo del Super Giovane tra Geraci e Super Giovane Calzolino. Ficarotta passa Ficarotta, Garofalo, Arenoso, pallone recuperato dal grande gesto tecnico da parte di La Piana, e quindi può ripartire Cannavò che mette il pallone verso Ficarotta che potrebbe coordinarsi e andare a calciare. Grande pallone dentro, fuori gioco da parte di Cannavò. È l'ennesima volta che Cannavò finisce in fuorigioco, buona quindi la copertura difensiva da parte degli uomini di mister Bognanni, che hanno lasciato veramente pochi spazi al gioco offensivo della Favara. Lucarelli, Suarez, Pennisi, poi Lucarelli, cercare La Piana, Pennisi lo protegge oggi, prima anche da capitano per Tancredi Pennisi. Il figlio prediletto di mister Bognani, adesso l'ho avuto alla Cicatena, l'ho valutato il primo giorno e ho detto questo difensore lo voglio in pianta stabile. Suarez là dentro, cercare Diallo, Marino, Vizzini in profondità, si è rimesso laterale Garofalo, Antus alla verso Diallo, allontanato il pallone, Pennisi svetta di testa Pappalardo, non gli riesce l'aggancio, poi Grandis, allora per Antus, Russo prova a girarsi, la pressa a bossa, Grandis, Arenoso, ritorna da Antus, a Palardo, Arenoso, cercare Belecco, vai a Belecco, e quindi la prova a fare a recuperare per la dentro Lucarelli per Ficarotta in posizione regolare, la chiusura magistrale di Antus, rimessa laterale per i giallo-blu. La battere di Bella, la rimessa laterale, cercare
Bossa, grande anticipo da parte di Suarez. La palla per la Piana, Cannavò, Garofalo, Pennisi e Belecco. Rimessa laterale sulla giovane da secondo. Belecco accenna, battere poi Russo. Belecco, Antus di pressione, Figarotta su Arenoso. Arenoso si libera dalla marcatura. Antus Pappalardo potrebbe anche cacciare, ma Pappalardo, palla che si vede sul fondo. Pappalardo che è andato a cercare il palo più lontano, aveva lasciato uno spazio libero per provare sulla giovane Castelbuono, non ne ha approfittato. Opportunità per Pappalardo. Dai lancio Sesai in questo momento di testa da parte di Pennisi. Pappalardo, Russo, cercare Belecco tra le linee, prova ad andare via, cercare Suarez nuovamente per Belecco. Chi era la rimessa laterale Belecco? La rimessa per la Pro Favara. Intanto arriva un rimprovero verso la panchina, giallo per Bognanni, giallo per mister Bognanni, che si è lamentato in occasione della rimessa laterale data al Favara questa occasione. Giallo per mister Bognanni. La rimessa laterale da Pro Favara. Pizzini, non c'è nessuno in pressione, anzi Di Bella, però si sbaglia Di Bella. Pappalardo, Russo, il contagiri, palla per Suarez, mette questo pallone, arriva Grandis si coordina, mette il pallone in mezzo, allontanato, sale la Ola Castelbuonese. Grandis, perché Provavara si sta un po' sbilanciato e quindi adesso deve lasciare anche qualche spazio. Pennisi, Russo, Antos, alla per Grandis mette questo pallone in mezzo, non arriva Diallo, c'è la chiusura da parte di Bontempo, poi la Piana prova ad andare via, la Piana, Russo lo chiude, poi in seconda battuta arriva Vizzini, contrasto la Piana, Russo lo vince la Piana, poi arriva Suarez in sostegno, Bozza, palla per Figarotta, passato da Garofalo, Veriallo, Belecco, palla dentro per Hantus, c'è fallo secondo il direttore di gara, il fallo sarebbe stato di Hantus. Sesai blocca, Sesai per Possa che va a cercare lateralmente Figarotta, spesso rientra per ricevere il pallone. Suarez, Pennisi, palla per Pappalardo potrebbe dare una soluzione più orizzontale, invece poi cerca Antus, per qua l'Arenoso, Garofalo, Arenoso, impressione Lucarelli,
Ficarotta recupera il pallone impreciso di Arenoso verso Pappalardo e quindi Lucarelli va a cercare in profondità Cannavò, così la piana il pallone dell'indice messa laterale il prezzo di il giovane Cazzolone andrà a batte Antus per Belecco per Russo, Antus Belecco che leva Palardo che va a cercare Suarez il pallone verticale con Palardo che riesce però a sfondare, è stato buon tempo da centrocampista aggiunto, adesso si fionda in area di rigore. Adesso Sesai ricomincia da dietro la profilata. Marino palla per Ficarotta di prima il pallone Pennucci, pressione Cannavò, Pennucci, Garofalo, Arenoso comincia anche da dietro il giovane Castiglione, vuole trovare spazi, adesso la Profavara ne concede veramente pochi. Arenoso, cercare Belecco, passa Belecco, il pallone recuperato da Di Bella, Sesai, impressione Belecco, Sesai va al lancio lungo, Garofalo di testa, Suarez, cercare Russo, andare Russo, tanto si riscaldano Pardo e Franchelli. Arenoso a cercare Belecco, c'è un taglio Belecco sul Marino, precipitazione. Marino rimane a terra, battere buon tempo. Lancio Sesai, colpo di testa da parte di Arenoso. Belecco ottiene la rimessa laterale, anzi no, a battere Di Bella con le mani. Verso Lucarelli, poi Arenoso a cercare Suarez, e non dirà Suarez. 63esimo, 1-0 Favara, decide però la Ficarotta. Grandi si tiene questo pallone in campo e riesce a vincere il contrasto. Russo cercare Belecco va a cercare Grandis, 1-2 con Belecco, arriva a buon tempo e chiude. Attenzione barcellonese, buon tempo. Antus, vai Antus, palla in profondità, Cannavò aspetta l'arrivo di Lapiana, poi sbaglia, grande recupero da parte di Garo che passa, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si gioca Lapiana, non mettere questo pallone in mezzo, Lapiana passa, mette il pallone a rimorchio, grande, chiude su Cannavò e Suarez adesso può far ripartire l'azione. Belecco va a passare Belecco, buon tempo. Alla profondità cercare la piana, posizione giudicata regolare per ora dall'arbitro. C'è il rinvio dal fondo,
da battere Hernandez, Russo, Suarez, Russo, alla per Grandis, troppo lungo il pallone, questa laterale, Novara, lo comando in campo. Di Bello, Bossa, buon tempo. Allora in probabilità cercare Cannavò. Andavo per la Piana passa, la Piana mette il pallone a rimorchio, conclusione di Lucarelli, il raddoppio della Pro Favara, Lucarelli 2-0. Il raddoppio della Pro Favara su questa grande palla della Piana e poi la finalizzazione vincente da parte di Lucarelli. 2-0 per la Pro Favara al 66esimo. Diventa adesso difficile la situazione Castelbuono riuscire a rimontare la gara. Pro Favara, Lucarelli ha trovato il raddoppio al 66esimo. Si è allungato un po' la sua giovane Castelbuona, poi Lucarelli è arrivato al rimorchio, ha trovato il gol del raddoppio. Benissimo, Arenoso va lungo a cercare Diallo, colpo di testa, allontanato il pallone, finisce in fallo laterale, questa battuta subito da Grandis. Arenoso, fuori gioco di Belecco, calcio di punizione. Rilancio Sesai, ha raddoppiato la Pro Favara con l'assist della Piana e gol da parte di Lucarelli. Appena concedi lo spazio a questa squadra fa male. Marino, c'è il fallo di Diallo, faccio l'evoluzione. Tanto il Pezzini che è riscaldamento Pardo e anche Franchelli sono gli unici chiamati in causa da Bognati. Faccio l'evoluzione da battere Sesai. Pennisi, retropassaggio millimetrico da parte di Boss, Sesai, Marino, versione russa, Figarotta di testa, Annavò, Pennisi, poi Antus, poi Russo, Grandis, Antus, Grandis, Antus, con delle profondità Antus cerca la soluzione laterale, Garofalo. Si butta dentro Diallo, colpo di testa da parte di Belecco, poi c'è Pennisi, Arenoso, anzi Belecco, Arenoso, Garofalo, dentro di Garofalo, Suarez,
Cambio nella Pro Favara, entra con la maglia numero 14 Eccettato Figarotta, entra con la maglia numero 14 Caternicchia. Fuori Figarotta, dentro Caternicchia, grande partita da parte di Figarotta, con il suo gol ha portato in vantaggio la Pro Favara. Diallo in mezzo a cercare Grandis che quasi di regolarla con Dio poco, esce battere Renoso, salvezza laterale, Renoso cerca Grandis, adesso alla rimessa lunga, fuori testa Lucarelli, Bennisi, Grandis, no, c'è semplice messa laterale. Renoso va a battere, palla per su Diallo, allontanata Renoso, un po' di testa, libera Suarez, Antus, Russo, Garofalo, Pennisi, Russo, Belecco, allontanata, Pennisi, Arenoso, ricomincia da dietro la sua giovane sul buono, Antus, Grandis, Arenoso, Pennisi, Appalardo, Arenoso, trova spazio, Arenoso deve servire, Appalardo, Garofalo, ma è solo dietro Pennisi, dato il pallone in profondità, grande chiusura da parte di Bella, poi Marino, contrasto, grande sottolinea di mezza laterale, battuta subito Antus, cercare Grandis, di Bella per un momento, poi Arenoso da cercare Diallo, Sesai blocca, da battere solamente Sesai, cercare Di Bella, poi la chiusura di Arenoso, cerca Antus, Arenoso lo scambio con Antus, calciare Antus, il pallone passa, era buono per Diallo ma c'è stata una buona copertura da parte di Marino. Sesai, messa laterale, batte Grandis, cambio la sua giovane Castelbuono, esce il Russo, entra Pardo, quindi 4-2-3-1 3-4-2-1 3-4-1-2, dovrebbero essere varie le varianti, ma c'è centrocampo Pardo e Antus, quindi Russo,
75esimo, a 75esimo Russo entrato al posto di Pardo, è stato al posto di Russo. Vediamo se questo cambio potrà riaccendere le sorti della gara. C'è l'evoluzione. Battere Di Bella, lasciato in incarico a Marino. Di Bella. Caternicchia prova ad andare via Lucarelli. Caternicchia, ma guarda che ha rafforzato il centrocampo per evitare ripartenze diciamo nei primi minuti del secondo tempo ha sofferto un po' anche la pressione della super giovane Cazzazzaro. Lucarelli cambia tutto a cercare la piana per Garufo. Garufo il servizio in mezzo, il 3-0 da parte di Lucarelli. La conclusione mancina da parte di Lucarelli e trova il 3-0. Concedere spazi alla Propavara equivale a prendere gol, che loro sono micidiali. Doppietta da parte di Lucarelli, 3-0 per la Propavara. Partita messa in ghiaccio adesso. Fuori Belecco dentro Franchelli. Stessa soluzione della seconda rete, soltanto che questa volta l'assist ha fatto Garufo, che è andato a sovrapporsi, a trovare lo spazio, a cercare in profondità Lucarelli. Poi concluso in porto. Grandis manda il pallone di rigore, alla che si perde sul fondo. Andrà di lancio Sesai. Si sapeva il blasone e la forza dell'avversario che si andava ad affrontare. Giustamente il primo tempo la Giovane Cazzazzaro non ha concesso spazio, il secondo tempo preso gol soltanto su una magia da parte del singolo. Il secondo tempo ha dovuto concedere questi spazi, intanto qui c'è la ripartenza dalla Propavara e poi a cercare Cannavò, che è posizione giudicata regolare dall'assistente. Cannavò, chiusura da parte di Pendisi, un po' in ombra oggi Cannavò, il bomber messinese. Stesso al Taormina, che poi è arrivato sul suo anno anche terzo in classifica e poi fallito. Molti giocatori, diciamo, sia molti giocatori del torneo si trovano eccellenza. Questo è proprio Cannavò, deve battere Grandis. Il pallone per suo Pardo, destra laterale. Grandis, Arenoso, Garofalo, Suarez mette questo pallone in mezzo. Sesai a Palardo, Penisi, Garofalo, passa Garofalo, mette questo pallone in mezzo a cercare Pardo. Sesai,
colpo di testa da parte di Franchelli, rimessa laterale. Giovane, dato cambio nella Pro Favara, esce con la maglia numero 11 Locatelli e Lucarelli, standing ovation per lui, penetra con la maglia numero 15 Noto. Tutto questo all'80°. Da battere la rimessa laterale la Pro Favara. Sesai, controllo un po' malconcio da parte di Sesai. E parte di Bella, Garofalo, e passa qui Cannavò per un attimo, si la piana, un attimo poi Garufo, Cannavò. Suarez, Antus, la cercare grande, sì. Pappalardo, cercare Garofalo, Suarez, addirittura su una grande giocata, a terra, si rialza Diallo, mentre questo pallone e mezzo, rimessa laterale su Diallo più esterno, c'è rimessa laterale da battere Suarez, 82 nel corso del secondo tempo. Diallo poi prova a calciare Franchelli all'allontanata, Pennisi svetta di testa, però palla dentro verso la piana, si va a buttare nel rigore Cannavò, la piana con un gioco di prestigio, la piana mette il suo pallone in mezzo, è ritornato Pennisi e va ad allontanare Bossa, palla per Vizzini, Bossa, adesso può andare il Belli, non trova spazio, quindi deve ritornare da Caternicchia, passa Caternicchia, può andare a cercare il Belli, a vedere Garufo, riceve il pallone, poi Bossa, noto, questo di Lucarelli, a 3 si è spostato in difesa la Pro Favara, un 3-5-2, la piana, Lucarelli, la piana e Cannavò. Intanto il cambio, fuori Diallo, dentro Dispensa, 83esimo. Opportunità anche per Dispensa, che è agrigentina in questa gara, la sente particolarmente, classe 2005, alla per prova a salire grande, cercare Dispensa, Caruso, andare via di Bella, per effettuare questo cross in mezzo, il pallone verso Cannavò, parte Garofalo, tenta l'azione personale sulla giovane Castelbuono, almeno per trovare il gol della bandiera. Antus, palla a destra dove arriva Garofalo,
Pardo, le finte, conclusione da parte di Pardo dall'alto. Intanto rimane a terra, credo si tratti di Vizzini. 5 minuti al termine. Più un recupero. (3-0) Favara. Gol di Ficarotta, doppietta di Lucarelli. Certo cambio anche nella super giovane Castelbuono. De Nadal sostituisce Antus. Giovane concluderà questa gara con 5 under. Anche il portiere Nadal è dal posto di Antus. De Nadal a Palardo. Arenoso cercare in profondità Pardo. Buona la chiusura da parte di Marino. Arenoso buon tempo, anzi Marino e Arenoso. Grandis a Palardo. Franchelli, Arenoso, cercare Pardo, rimessa laterale per la super giovane Castelbuono. 87 corso del secondo tempo, non credo che ci sarà un recupero qualcosa, perché sono state per tempo. A Palardo dovrebbe accentrarsi e calciare. A Palardo allarga su De Nadal, non c'è nessuno che Nadal voleva la sovrapposizione di Suarez, non è arrivato, messo dal fondo. Ricordiamo domenica appuntamento qui al Santissima Trinità di Geraci Sigri, il derby dei Ventimiglia, il derby tra Geraci e Super Giovane Castelbuono. La Super Giovane Castelbuono ritornerà a giocare in trasferta. Questo diciamo è stato un campo in neutro, però in casa. La Giovane Castelbuono intanto c'è un errore e quindi può partire Cannavo. Hernandez, il retropassaggio calcolato male, i ragazzi di Serbagnano. Stava andando in porta Cannavo, bravo Fernandez ad opporsi per evitare qualsiasi pericolo ulteriore pericolo. Garofalo, questo pallone in mezzo, Franchelli mette questo traversone. Garofalo all'allontanata, quindi può partire la Pro Favara. La Piana su questa intuizione da parte di Cannavò. 1 contro 1 di La Piana. Suarez. Garofalo. Grandis. Pardo. 1 contro 1 di Pardo, mette il pallone in mezzo. Calcio d'angolo Pardo. Invece continua l'azione. Il pallone a rimorchio, allontanato da buon tempo. Adesso può partire Cannavò
alle sue spalle c'è la Piana, andavo a cercare Di Bella, anzi scusate, Caternicchia, De Nadal, Ranchelli, Pardo, riesce a portarsela via col tacco, adesso ragione, e De Nadal, 3 minuti di recupero, Palardo conclusione, si vede ampia sul fondo. Cambiano la super giovane Castelbuono, anche Mazzola dentro al posto di Suarez. Cominciano ad abbandonare il